La piccola accovacciata sul fratello, il cagnolino sulle gambe, quasi a volerli proteggere. Un'immagine che rimarrà indelebile di una tragedia impossibile da dimenticare. 13 anni lui, 4 la piccolina, ricoverati al cafoncello di Treviso da quel drammatico giorno. Hanno perso la mamma, morta intrappolata fra le lamiere contorte del bus. La notizia di queste ore è che i due bimbi stanno tornando a casa, sono partiti alla volta di Lipsia, assieme all'amico fedele, il cagnolino, che non li ha mai lasciati nemmeno in ospedale. A Treviso rimane il papà della più piccola, 33enne tedesco, compagno della madre dei due fratelli. Attualmente nei nosocomi del Veneto rimangono ricoverati 13 pazienti coinvolti nell'incidente del pullman, 6 nei reparti di terapia intensiva, 5 in chirurgia, 1 in pediatria e 1 in neurochirurgia. All'Angelo di Mestre sono ricoverati 4 pazienti, 3 di nazionalità ucraina, di 43, 40 e 39 anni e un 27enne tedesco, la cui condizione risulta migliorata. A Mira è regolare invece il decorso per il 24enne che in quell'inferno ha perso la moglie incinta. A Padova 5 ancora i pazienti, 3 di nazionalità ucraina, una donna di 29 anni, una bambina di 4 e la madre di 33 anni in decorso regolare. 2 cittadini di nazionalità spagnola, una donna di 52 anni in condizioni critiche ed il marito di 50 anni in decorso invece regolare. La piccola paziente ucraina di 4 anni è ancora in condizioni critiche ma definite stabili dai sanitari.